problematiche principali sono la mancanza di conoscenza e di consapevolezza rispetto ai problemi del welfare in generale. Parliamo di fondi pensione, ma dovremmo anche parlare di non autosufficienza. Noi siamo il paese che ha l'aspettativa di vita tra le più elevate, siamo secondi dopo il Giappone e noi non abbiamo alcuno strumento per una popolazione che invecchia e dovremmo avere grande sensibilità anche per i fondi sanitari. Quindi la prima cosa che un paese dovrebbe fare è quella di diffondere la conoscenza, quel che state facendo un po' voi oggi con questa giornata, che sia a livello di capoluogo sia a livello di capoluoghi di provincia cerca di avere una massima diffusione. Ecco, quindi la funzione principale è questa. Poi certo ci sono delle criticità nel sistema nazionale, perché se noi andiamo a vedere gli aderenti ai fondi pensioni sono di grandi aziende, sono prevalentemente maschi e lavoratori che hanno più di 45 anni, quindi in realtà il fabbisogno sarebbe per i lavoratori giovani che avranno la pensione calcolata col metodo contributivo, che non è penalizzante però è rapportato ai redditi, e quindi avremmo bisogno una grossa partecipazione femminile, cosa che non c'è, e avremmo bisogno una diffusione prevalentemente sulle microimprese, che sono la stragrande maggioranza delle attività. Quindi le criticità sono una scarsa penetrazione nel settore delle piccole e medie imprese e una ancora poca capacità di penetrazione in quei segmenti, soprattutto giovani e donne, che sono quelli che sono assenti dal sistema della previdenza complementare.